L'Ordine Professionale Infermieri oggi in un convegno che si svolge qui, valido anche per l'accreditamento, per la formazione professionale. Ne parliamo con il Presidente, il Dottor Occhipinti. Ecco, quanto sono importanti momenti come questi e quali sono le finalità che vi proponete? Allora, sicuramente è un momento importantissimo per gli infermieri che noi rappresentiamo in provincia di Agrigento. Questo convegno che abbiamo volutamente strutturato in questo modo consente di avere una panoramica completa del passaggio che abbiamo avuto con l'avvento della legge 3/2018 da collegio a ordine, quindi cambia un pochettino la fisionomia organizzativa proprio dell'ente dell'ordine e quindi è importante mettere a conoscenza gli iscritti di quello che si sta producendo come ente. Ecco, c'era una carenza di presenze di infermieri all'ASP di Agrigento, ma anche in altre strutture. In questo senso voi come pensate di dare le risposte e di ovviare a questa mancanza? Allora, noi con il coordinamento degli ordini della Sicilia abbiamo già strutturato un documento che si chiama Patto per l'infermieristica in Sicilia e purtroppo siamo costretti ad aspettare l'ennesima rete ospedaliera, poi aspetteremo la nomina dei direttori generali per poi fare i nostri interventi. Sicuramente la carenza c'è, è dimostrata dal fatto che le ore di straordinario parlano chiaro, le ore del turnover che manca, il personale che ormai ha un'età avanzata e quindi con il logorio dovuto all'età e pertanto noi faremo un intervento deciso assieme ai tutti i presidenti della Sicilia e nei prossimi giorni non appena abbiamo in mano la nuova rete ospedaliera. Questo patto per la Sicilia avrà degli sviluppi, confidiamo molto con l'assessore Razza e che abbiamo chiesto un incontro nelle prossime settimane affinché possiamo mettere in cantiere alcune tematiche che ci riguardano a noi come professione e che potrebbe avere un risvolto sicuramente positivo per la professione, per i giovani infermieri alla Sicilia. Abbiamo visto che in Sicilia mancano diverse migliaia di posti di infermieri, infatti purtroppo la nostra Sicilia ha un rapporto tra i medici e infermieri 1 a 2, mentre in quasi tutte le regioni d'Italia, ma comunque anche lavori scientifici lo dimostrano, che il rapporto dovrebbe essere 1 a 3. Questo migliorerebbe sicuramente la qualità assistenziale, la renderebbe più sicuro ed infine darebbe opportunità di lavoro ai tanti giovani. È un momento di confronto non solo all'interno della professione, ma un modo di proporsi della professione verso l'esterno. Oggi purtroppo viviamo un momento molto delicato, sia per quanto riguarda la presenza del personale infermieristico nelle corsie, molto carente, e devo dire quasi l'assenza della dirigenza infermieristica, perché non si è avuto modo di poter affermare che la dirigenza è importante per il coordinamento e l'organizzazione del personale stesso. Oggi viviamo realtà in cui alla carenza si associa anche l'assenza del personale dirigenziale. Io sono uno dei pochi dirigenti nell'ambito della Regione Sicilia e devo dire facciamo fatica all'interno dell'azienda a far affermare il principio che la dirigenza infermieristica ha un'importanza notevole per la giusta organizzazione, il giusto collocamento nelle varie corsie del personale infermieristico. Quindi pensiamo oggi di ribadire ancora una volta il concetto che è importante la presenza del personale infermieristico in corsia, anzi indispensabile per poter dare un processo assistenziale di qualità.